Risolta la questione della ex caserma Prandina, sgomberata in questi giorni, come promesso in più occasioni dal sindaco Massimo Bitonci, che fin dalla sua apertura si è sempre battuto per la chiusura del centro accoglienza, l'amministrazione si concentra sui campi nomadi. 13 sono gli insediamenti rom in città. In quello di Via Longhin, costituito da unità abitative realizzate nel 2012 con finanziamenti ministeriali, vivono complessivamente 130 persone, regolarmente residenti, ma malgrado ciò presenta le sue problematiche. 30 persone hanno precedenti per furto, rapina, spaccio o estorsione. La situazione è molto delicata perché abbiamo perfino dei nomadi agli arresti domiciliari, quindi è un campo su cui stiamo facendo dei ragionamenti per vedere se è possibile anche tornare indietro su una decisione così scellerata. Degli altri insediamenti sparsi per la città, la maggior parte sorge su aree private di proprietà delle famiglie nomadi, che dopo aver acquistato il terreno vi si sono stabiliti con camper, roulotte o prefabbricati. A questi il comune dà la possibilità di regolarizzare la propria posizione grazie a una variante urbanistica che trasforma i terreni da agricoli a edificabili. La situazione è regolarizzata, cioè nel senso che i bambini vanno a scuola, i nomadi non sono più nomadi, sono state realizzate delle casette, sapete che l'amministrazione ha regolarizzato alcune situazioni che era ridicolo lasciarle così. Il più grande dei campi rom è abusivo, si trova in via Bassette a Mortise. L'area è pubblica, vi vivono 11 nuclei familiari, 60 le persone che vi risiedono, più numerosi ospiti esterni. Numerosi sono anche i minori, rappresentando un problema in più per l'amministrazione, che non ha mai nascosto l'intenzione di sgomberare l'area, come testimonia il blitz congiunto delle forze dell'ordine avvenuto solo ieri e che sicuramente non sarà l'unico. Noi lavoriamo per la chiusura del campo di Via Bassette dopo aver sistemato tutte le altre situazioni del territorio. Quindi io penso che tra poco la situazione a Padova sarà normalizzata e stiamo lavorando per quello.